a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, soprattutto bentornati alla rubrica Sfogliando gli album. Beh, non potevo non indossare la maglia della Roma, altrimenti tutti i miei amici romanisti mi avrebbero lapidato immediatamente, per parlare dello scudetto 82-80, dello scudetto del campionato 82-83, che naturalmente è legato allo scudetto dei giallorossi, ma che soprattutto riporta inevitabilmente ai mondiali dell'estate precedente, vinti, stravinti dall'Italia di Bearzot. Praticamente l'intera copertina, sembra quasi che alla Panini non gliene importasse nulla del campionato che doveva cominciare, tanta era l'attesa che c'era in Italia per la riconquista del mondiale. L'Italia non vinceva i mondiali dagli anni 30, rivincerlo è stato veramente qualcosa di emozionante, che io naturalmente non ho vissuto perché non ero nato, ma che tutti gli italiani aspettavano con ansia, ed è tra chi ha vissuto sia la vittoria dei mondiali dell'82 che quelli del 2006, continuo a dire che non c'è paragone tra i due, che l'attesa e la gioia per questa vittoria qua è imparagonabile con le altre. Io il paragone non lo posso fare, spero di poterlo fare magari tra quelli del 2006 e quelli che un giorno magari l'Italia rivincerà. Questo è la copertina, ovviamente tutta dedicata alla vittoria dell'Italia ai mondiali dell'82, ma poi ci si lancia sul campionato 82-83. Io ho la maglietta della Roma, ma naturalmente nessuno sapeva chi poi avrebbe vinto lo scudetto qualche mese più tardi. Tra l'altro io conosco praticamente tutte le partite della Roma di quell'anno, perché un mio amico tifosissimo della Roma aveva una videocassetta con tutti i servizi della domenica sportiva della Roma, e ce la siamo vista più di una volta d'estate, quindi io conoscevo benissimo e conosco benissimo tantissime partite di quella stagione là trionfale per i giallorossi. Dopo vedremo anche la pagina della Roma. Vi faccio vedere un po' velocemente alcune squadre. Partiamo con la prima, con l'Ascoli. Ovviamente che cosa abbiamo? Abbiamo, diciamo, un album classico degli anni 80, saranno molto simili quelli soprattutto dei primi anni 80 fino alla metà degli anni 80, molto semplice, classica scritta anni 80 anche qui dell'Ascoli, come erano anche tante insegne di negozi con questo tipo di scritte o di discoteche, quello che oggi si chiama font, diciamo classico degli anni 80. Abbiamo uno scudetto un po' particolare, che è questo qui con la mascotte, e poi le figurine con il classico contorno bianco. E qui abbiamo anche la squadra, ovviamente la storia di tutti i calciatori. Questo è l'Ascoli. Adesso vi faccio vedere brevemente anche qualche altra squadra. C'è ovviamente l'Avellino, che era praticamente un abitué degli anni 80, è sempre stato in Serie A fino all'87-88. Ora vedremo anche qualche giocatore. C'è il Cagliari, e credo che questo sia stato l'ultimo campionato del Cagliari in Serie A prima del ritorno poi con Ranieri nel 90-91. Eccolo qui, il Cagliari 82-83, poi finito anche in Serie C negli anni 80, diciamo non particolarmente gloriosi gli anni 80 per i sardi. Qui c'è il Catanzaro, anche qui credo che sia l'ultima partecipazione del Catanzaro alla Serie A. Eccolo qui. E poi credo che, andando a memoria, può esserci il Como, no, c'è il Cesena, c'è la Fiorentina, adesso c'è il Genoa. Ecco, anche qui, anche per il Genoa gli anni 80 non sono stati particolarmente gloriosi, con tanta Serie B. Qui c'è l'Inter con un giovanissimo Walter Zenga, che era ancora il secondo di Ivano Bordon. Guardate qui, Zenga molto giovane, parliamo dell'inizio degli anni 80, quindi andiamo velocemente perché vi faccio vedere una cosa importante. Intanto ecco qui la Roma, futura campione d'Italia, con la formazione che tutti i tifosi romanisti conoscono a memoria come una filastrocca, come la formazione del Milan di Sacchi, come la formazione dell'Inter
degli anni 60, diciamo che ogni tifoso conosce alla perfezione come si decantavano una volta le formazioni a memoria. Questa è la Roma che vincerà lo scudetto, la Roma di Lidolm che vincerà lo scudetto 82-83, rompendo un po' l'egemonia della Juventus che aveva vinto i precedenti due e che vincerà quello successivo. Questa è la Sampdoria, forse da qui inizia a nascere, seppur un po' prematuramente, la grande Sampdoria. Vedete Roberto Mancini al primo anno con la maglia della Sampdoria. Questa è la Sampdoria e vi faccio vedere adesso che cosa c'è. Vi faccio vedere come al solito l'Udinese con la maglia stile Ajax, non posso fare a meno di mostrarvelo, e vi faccio vedere che cosa succede. Qui a metà dell'album c'è l'Italia mondiale, c'è questo inserto con tutte le immagini delle partite dell'Italia ai mondiali appena trascorsi. Praticamente una buffata durata dall'estate all'autunno successivo, perché l'album poi adesso non so quando uscisse negli anni '80, sempre intorno comunque a Natale, poco prima, forse a novembre, però insomma erano ormai passati i fasti dei mondiali. Guardate qui con tutte le figurine e con il poster della nazionale campione del mondo. Veramente un album praticamente dedicato per metà al trionfo della nazionale. Questo vi fa capire, ci fa capire quanto fosse in quel momento importante e storica la vittoria della nazionale, quanto avesse anche un po' ripulito l'immagine del calcio dopo lo scandalo delle scommesse del 1980. È un po' quello che è successo anche nel 2006 dopo Calciopoli. I tifosi puliti, i tifosi veri di calcio si sono aggrappati a quelle due nazionali per non pensare alle schifezze che c'erano state intorno. E forse non è un caso che i giocatori italiani abbiano dato il meglio di loro in quelle due edizioni, siano riusciti quasi a vendicare quello che era stato un po' la sporcatura del calcio con quelle due vittorie, nonostante né l'Italia dell'82 né l'Italia del 2006 fossero le grandissime favorite per la vittoria. Erano delle ottime squadre, ma non le favorite assolute. Cioè l'Italia era molto più forte, quantomeno sulla carta, nel 1990 che nel 1982, era probabilmente più forte nel 2002 rispetto al 2006, eppure nell'82 e nel 2006 l'Italia è riuscita a tirare fuori veramente più di quello che aveva per vincere. Questa è lo storico Italia-Brasile 3-2 con la tripletta di Paolo Rossi e la parata fenomenale di Zoff. A me, ad esempio, il rammarico che ho è quello di non aver vissuto quelle partite lì, di averle viste soltanto dopo. E questa è la finalissima, questa è Italia-Germania, che ovviamente tutti conoscete, che conosco pure io nonostante non l'abbia vissuta in diretta. E c'era questo spazio veramente enorme dedicato alla vittoria dell'Italia ai mondiali. E poi passiamo alla Serie B. Continua ad esserci questo, vi faccio vedere la prima squadra della Serie B vicino al calendario, che è l'Arezzo che ha figurato tantissimo in Serie B negli anni '80. Continua questo trend che vi ripeto tutte le volte, ma lo devo dire perché prosegue. Continua ad esserci questo miscuglio tra Serie B e Serie C che io non ne capisco veramente il senso. Qui in ogni pagina ci sono le squadre della Serie B, vedete Atalanta e Bari, e sotto passano le squadre della Serie C. Chi voleva magari
godersi le squadre della Serie C, le figurine della Serie C, doveva vedersele a pezzi in mezzo alla Serie B. Qui c'è il Bologna e qui c'è il Campobasso in uno dei suoi pochi campionati di Serie B, squadra storica che però ha avuto meno gloria di quanta anche la passione dei tifosi molisani meritasse e meriterebbe tuttora. E qui attenzione, perché qui c'è la Cavese, fermi tutti, perché questo anno qui è l'anno storico della Cavese in Serie B, perché adesso vi faccio vedere anche che cosa c'è dopo, se lo trovo, perché l'anno 82-83 è il famoso anno in cui c'è la storica partita Milan-Cavese 1-2 del 7 novembre 1982, la Cavese che sbanca San Siro e è pieno di tifosi della Cavese che hanno il poster, la riproduzione del tabellone di San Siro con la scritta Milan 1, Cavese 2. Questo perché? Perché il Milan per il secondo anno, qui c'è la Lazio intanto insieme al Foggia, il Milan per il secondo anno e ultimo, almeno per il momento, è in Serie B. Magari riesco pure a girare la pagina. Eccola qua, Lecce e Milan. Il Milan 82-83 vincerà il campionato. Il Milan, come vi avevo detto nella puntata scorsa, era finito in Serie B per suoi demeriti, non per il calcio scommesse, non per altro, ma semplicemente perché era retrocesso dalla Serie A alla Serie B. Si ritrova in Serie B, vincerà il campionato, ma finirà per perdere quella partita con la Cavese, che in fondo per il Milan conta poco e niente, per la Cavese è la partita, e i tifosi di Cava dei Tirreni ricordano ancora oggi, tutti i tifosi della Cavese, pure quelli che non erano nati all'epoca, conoscono quella partita. Qui abbiamo Reggiana e San Benedettese, continuano anche a scorrere le squadre di Serie C in basso, ovviamente fermate il video, e qui dopo il Varese, ultima squadra della Serie B, abbiamo gli scudetti della Serie C. Ah no, qui c'è la C2, ecco, gli scudetti, sì è vero, erano vicino anche alla squadra, giustamente. C'è la C2 con le squadre, girone A. Vado sempre a leggere qualche nome un po' particolare di squadre che magari io non ho mai visto in Serie C. Leggo il Montecatini, leggo il Sant'Elena Quartu. Qui abbiamo il girone B con il Conegliano, ecco, ci sono delle squadre abbastanza curiose. Ve le faccio vedere. L'Elpidiense, addirittura, credo di Porto Sant'Elpidio, se neanche c'è scritto. Eccolo qui. E qui finisce l'album con il girone D della Serie C, con il Casoria, vedo qui, insomma, squadre anche abbastanza sconosciute no, però insomma che non hanno fatto tanta Serie C. Il campionato interregionale, ovvero l'attuale Serie D, addirittura arrivavano al girone N. Adesso io non so fare tanto bene i conti, non so la N che numero sia, però sono oltre 12 gironi, quindi era una Serie D comunque molto molto nutrita. Questo è l'album della stagione 82-83, ve lo faccio rivedere ancora con i festeggiamenti ovviamente e la sbornia post mondiale del 2000, sì, buonanotte, del 1982, e lo scudetto della Roma festeggiato a maggio del 1983. I miei amici romanisti saranno sicuramente contenti. Ci rivediamo la prossima settimana con l'album 83-84. Ciao a tutti.